Ciao a tutti ragazzi, la quarantena è ormai finita da più di un mese e mentre tutta Italia sta pensando a come affrontare la fase 3, c'è qualcuno che dentro la quarantena c'è rimasto per sempre. Amore, la rosticceria è pronta, amore, guarda qua che bella, amore, calzoncini, rolloncini e pizza, te ne vuoi un po'? Ma io oggi volevo mangiare una pizza fuori! Ah, volevi la pizza? Sì! E allora dammi 2 orette che te la vado ad impastare ed è pronta, tanto ho trovato un sacco di lievito. Io volevo uscire! Ti va la pizza? Aiutatemi! Amore, sono tornato e ho fatto un pochettino di spesa. Ma dovevi prendere solo la carta igienica! Lo so, solo che ho visto gli scaffali pieni, colorati e non ho saputo resistere. Basta amore, basta! Non c'è più bisogno di fare queste spesone! E ancora non hai visto che ho comprato il pezzo forte. Cosa? Hai comprato un carrello! Oh, bello, vado a sistemare la spesa. Amore, vado a prendere il mio Ma telefono! dove vai? Dove vai? Che a te è tutto bagnato, dove vai? A prendere il mio E telefono! non ci puoi andare perché a te è bagnato e mi lasci le impronte con le scarpe. Allora decidi tu, o ti lascio le impronte per terra o ti lascio l'impronta del mio schiaffo sulla tua guancia, che dici? Dammi lo schiaffo, dai, dammi lo schiaffo che fa meno male, dai, ora però, dai. Sei cretino! Dai, vai, che... No, 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 no! Claudio, ma che stai facendo? Sto pulendo il bagno, amore, mi aiuti? Amore, basta con le faccende di casa. Durante la quarantena le facevamo ogni giorno perché avevamo un sacco di tempo. Ma adesso devi andare a lavorare, esci! Dai, amore, ho comprato pure il Viacal Bagno 3 in 1, il nostro detersivo preferito. Ma perché tutti i fidanzati delle mie amiche durante la quarantena si allenavano e sono diventati big gym? E tu sei diventato mia mamma! Perché io voglio avere il bagno pulito e brillante. E dove c'è acqua c'è calcare, dove c'è calcare ci sono sporco e batteri. Ma se te lo spacco in testa te lo igienizza il cervello? No, è fatto per le superfici del bagno. Io t'ammazzo. Amore, ma nella camicetta preferisci che ti stiro prima il colletto o le mani? Amore, basta stirare! Va bene che in quarantena lo facevi per passarti il tempo, ma adesso torniamo ai bei vestiti stropicciati e sgualciti! Comincio dal colletto. No, non mi hai convinto perché il colletto è più importante che... Va bene, amore, ti stiro pure questi. E allora cosa mi devi dire di tanto importante? Amore, ho deciso di licenziarmi dal mio lavoro perché ne ho trovato uno migliore. Ma che bello, amore! Qual è? Il casalingo, amore. Voglio fare il casalingo a tempo pieno a casa nostra. E chi ti paga? Tu, amore, mi paghi tu. Io pulisco e voglio ferie straordinarie pagate. Aiutatemi! Amici del gruppo Cenerentola, allora vi volevo dire che ho trovato